il Consiglio dei Ministri dovrà approvare un'intesa che poi dovrà essere sottoposta alle regioni, perché le regioni che sono protagoniste devono dire sì o no, e poi il Parlamento potrà discutere. E di questo percorso sull'autonomia del Veneto da ieri sera si può dire che è stato fatto un primo passo ufficiale, ovvero che l'intero governo si è riunito per definire la proposta da fare alle regioni. Al termine del Consiglio a Palazzo Chigi, inevitabili commenti tra chi vede il bicchiere mezzo pieno e chi invece è mezzo vuoto. Tra i primi c'è il governatore del Veneto Luca Zaia, che in viaggio verso Baku per la proclamazione delle colline del Prosecco, nuovo sito del patrimonio UNESCO, sottolinea il fatto più evidente ma anche meno scontato di questa fase. Voglio ricordare che fino a qualche anno fa si diceva che l'autonomia era un'utopia. Adesso abbiamo un Presidente del Consiglio dei Ministri che avoca a sé la pratica e porta tutti i ministri a discutere. E già da ieri la discussione si è concentrata su due nodi fondamentali, ovvero competenze e soprattutto risorse finanziarie. Sulle prime ci sono dubbi dei ministri pentastellati, convinti che cedere 23 materie alle regioni significhi essere fuori dalla Costituzione e spaccare in due l'Italia, con un centro-sud condannato alla Serie B a fronte di un nord sempre più vicino, se non addirittura in fase di sorpasso economico, con realtà tipo la Baviera. Irremovibile su questo punto il governatore del Veneto. Nessuno ci può dire che il nostro progetto sia assolutamente incostituzionale e illegale. Chiediamo esattamente quello che la legge ci concede di chiedere, 23 materie. L'altro nodo è quello economico, con l'accordo di massima che prevede di adottare in prima fase i costi storici, ovvero quanto ad oggi lo Stato spende per i cittadini del Veneto, e successivamente di arrivare ai costi standard, ovvero a quanto si dovrebbe spendere per garantire in tutta Italia lo stesso servizio. E qui, dopo 3 ore, il Consiglio si è sciolto per darsi appuntamento a lunedì dalle 13. Ma che la riunione di ieri abbia mosso qualcosa lo dimostrano le reazioni dei governatori di Emilia-Romagna e Lombardia, sempre più impazienti di chiudere l'accordo con Roma, mentre il ministro del Sud, Barbara Liezzi, ribadisce la sua contrarietà per un provvedimento che favorirà 3 regioni a discapito delle altre, fino ad arrivare a diverse testate del Meridione, che denunciano la volontà di secessione del Veneto mascherata da autonomia. Tutti segnali che, secondo il governatore Zaia, indicano come si stia percorrendo la strada giusta. Siamo pronti per la partita, spero che alla prossima riunione ci dia modo di chiudere questa fase, che è la fase nella quale il governo, il Consiglio dei Ministri, elabora la sua proposta da fare alla Regione. Poi la vedremo. Ovviamente io non firmerò, proprio per il rispetto che ho per i veneti, accordi a ribasso. Non esiste che 2.328.000 veneti siano andati a votare per trovarsi un accordo a ribasso.